La notizia dell'ennesimo suicidio nel sistema carcerario italiano, quello della 27enne veronese Donatella Odo, non è che l'ultima di una lunga serie. Sono già quasi 50 le persone che dall'inizio del 2022 si sono tolte la vita dietro le sbarre. Ma la storia di Donatella colpisce ancora di più perché molto spesso le vittime sono i più fragili come tossicodipendenti e malati psichiatrici. Il carcere rappresenta per loro un contesto difficile in cui vivere, nonostante l'impegno degli operatori penitenziari che però con sempre maggiore frequenza hanno organici risicati e dispongono di poche risorse. Uno dei problemi storici però è anche legato proprio al fatto che manca un sostegno psicologico strutturato e adeguato nel sistema carcerario italiano. Noi abbiamo in media la possibilità di coprire 20, poco più ore su ogni 100 detenuti, con un servizio che prevalentemente si occupa di una valutazione iniziale, ma che riesce a dare scarse possibilità di trattamento in itinere a una popolazione che invece ne necessiterebbe e potrebbe usufruire in maniera molto più significativa che la popolazione generale. I processi di riabilitazione e sostegno alla popolazione carceraria meritano, secondo l'Ordine degli Psicologi del Veneto, di maggiori investimenti, altrimenti il rischio è concreto e occorre farsi carico di conseguenze che sono già sotto gli occhi di tutti. Abbandoniamo a volte a se stessa una popolazione che invece avrebbe bisogno di un supporto importante proprio per la qualità della sua vita e per la possibilità di reintegrarsi pienamente nel contesto sociale.